Continua l'allerta meteo in città e nella nostra provincia. Oggi venerdì, per via dell'ordinanza del sindaco, è stato anche sospeso il mercatino di Piazza Ugo La Malfa e le scuole chiuse. L'evento meteorologico previsto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile determina uno scenario con effetti al suolo non quantificabili, con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma potrà determinare occasionale pericolosità per l'incolumità delle persone. Il predetto evento potrebbe altresì determinare un rischio meteo idrogeologico e idraulico con forte probabilità di innalzamento del livello degli alvei dei fiumi, dei torrenti, in grado di provocare una fuoriuscita delle acque, esondazioni, rottura degli argini, sormonto dei ponti e le passerelle, inondazione delle aree circostanze a parte del centro abitato, con probabile innesco di frane, smottamenti e in maniera anche diffusa, con elevata pericolosità per l'incolumità di persone e di beni. A seguito dell'ordinanza e dell'emissione del bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, anche il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha attivato nuovamente dalla mezzanotte di ieri per tutta la giornata di oggi, 10 febbraio, la sala operativa della Protezione Civile, sita in via Crone 27, prevedendo infatti fenomeni atmosferici consistenti, forti venti dai quadranti orientali e possibili forti temporali, mareggiate lungo le coste, nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo fino ad abbondanti rischio idrogeologico e idraulico, con codice di rischio arancione per la zona E, nella quale ricade gran parte della provincia di Agrigento. Il personale dell'Ufficio della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato è stato immediatamente allertato, con tutto il personale stradale reperibile, per un attento monitoraggio di tutta la rete viaria provinciale, in particolare nell'area montana Santo Stefano Cammarata, nella quale a partire da ieri sono attese precipitazioni nevose, come vediamo anche dalle fotografie che ci hanno inviato, con forte rischio di formazione di ghiaccio alle quote più elevate dei tracciati. Siamo con Marzio Tuttolomondo, responsabile della Protezione Civile del Libero Consorzio, e con un quadro generale un po' di questi 2 giorni di allerta meteo in provincia. Sì, noi abbiamo attivato già dalla mezzanotte del 9 la nostra sala operativa. Non abbiamo ricevuto particolari criticità, quindi segnalazioni, soltanto la zona montana a causa delle nevicate è stata interessata, diciamo, da questa allerta. Il nostro personale stradale sta lavorando ancora tuttora per rendere transitabile le strade, quindi di Cammarata, Santo Stefano, quindi di quella zona. Il transito attualmente è consentito con le catene. Quindi avete un monitoraggio attraverso le vostre telecamere sparse in tutto il territorio di qual è la situazione in tempo reale? Abbiamo un personale stradale, anche di protezione civile, che sta monitorando queste zone particolarmente a rischio. Ecco, pensate che continui l'allerta meteo nelle prossime 24 ore? No, l'allerta meteo si prolunga per altre 12 ore, però nella nostra provincia è previsto un netto miglioramento già a partire dalle ore 15.